Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Lazio-Cagliari. Io penso che sarà il titolo di questo video, Aria di cambiamento, perché è un Cagliari che a me è piaciuto. Un Cagliari che mi è piaciuto veramente molto, anche se ci sono alcuni errori che ci portiamo dietro da anni, che non riusciamo mai a risolvere. Però sommariamente è un Cagliari che a me è piaciuto. Innanzitutto è un Cagliari che torna a giocare con la difesa a 4, che è una cosa che gradisco particolarmente e che mi ha lasciato anche sorpreso perché con Mazzari mi aspettavo un Cagliari che giocasse con il 3-5-2. Invece no, una difesa a 4 con Caceres a destra. Caceres che purtroppo viene ammonito subito, un'ammonizione secondo me molto molto esagerata, tranquillamente evitabile, che ha condizionato probabilmente anche un po' la partita del giocatore uruguagio. E infatti ha costretto Nandez a giocare anche a fare la doppia fase forse un po' troppo, magari doveva impegnarsi di più nella fase offensiva, però tralasciamo quello. Volevo dire anche una cosa riguardo all'arbitraggio che a me personalmente non sto dicendo che abbiamo pareggiato per quello, però a me non è piaciuto come ha arbitrato Chersini, non riusciva bene a capire il criterio con il quale non dava i falli, o li dava, con il quale dava i cartellini, perché quello su Caceres, cioè quello di Caceres, ripeto, mi sembrava veramente esagerato. Ahimè, più che giusta l'espulsione di Zappa, ha fatto una cazzata che poteva tranquillamente evitarsi, secondo me. Poi, che altro bisogna dire? Fantastico il gol di Joao, veramente fantastico, bellissimo il fatto che abbia fatto anche l'assist a Keita. Io ho visto una squadra difensivamente parlando molto pulita, molto organizzata, anche se alcune volte è stata tagliata in orizzontale con troppa efficacia. Veramente due passaggi e i giocatori della Lazio, specialmente con i passaggi di prima, rompevano tutta la barriera difensiva del Cagliari, però c'è anche da dire che la Lazio là davanti ha veramente molta qualità. Però non è così che funziona, non puoi far passare così facilmente i giocatori. Per il resto cosa c'è da dire? Non riesco a trovare uno che non mi sia piaciuto. Forse Lico Giannis non mi è piaciuto più di tanto. Per il resto credo che sia stata una prestazione sufficiente per tutti. Veramente per tutti. C'è stato secondo me un cambio di rotta. O meglio, c'è stato un cambio di intenzioni. Ho visto giocatori molto più convinti, giocatori molto più motivati, giocatori che volevano veramente fare la partita e hanno provato a fare la partita. Però c'è il problema della gestione del risultato e della partita, appunto, scusate la ripetizione. Perché non puoi sul 2-1 chiuderti in difesa. Su una situazione di vantaggio, un'altra volta, a prescindere da quale sia l'allenatore, abbiamo visto un Cagliari che arretrava a 5 in difesa. Ok che stai giocando in trasferta, ok che stai giocando in trasferta contro la Lazio, ma una difesa a 5 quando stai vincendo 2-1 non è tollerabile. Tra l'altro credo che il gol di Cataldi, se ci riprova altre 100 volte, le sbaglia tutte, però in quel caso è entrata, anche bello, bel gol però veramente sculato secondo me, sculatissimo. Però nulla da dire perché comunque la Lazio meritava il pareggio. Non possiamo continuare a trattenerci e a contenere gli avversari quando siamo in una situazione di vantaggio, perché ti ritrovi poi a subire per forza il gol del pareggio, perché è ovvio. Però dai, io ho visto dei segnali incoraggianti e sono fiducioso, specialmente per la prossima partita contro l'Empoli, perché cercare di inanellare più partite con risultati utili consecutivi in questo periodo dell'anno, secondo me è importantissimo, visto quello che abbiamo fatto finora. Poi l'ultima cosa, poi chiudo, della Lazio oggi non mi è piaciuto per niente il comportamento di Felipe Anderson. Stava sempre per terra per contatti veramente minimi. Mi è sembrato un tantinello esagerato, però
è una mia riflessione. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!